di Bernard, Parliamo di Fournier. no? Il signore già sa tutto di Fournier, Sicuramente sì. giusto? Sì. Beh, non si finisce mai chiaramente di approfondire assolutamente. qualsiasi chef. Bernard Fournier chiaramente, effettivamente è una nostra vecchia conoscenza, ma anche Luciano Tona ha un discreto curriculum e diciamo che poi lo siamo andati anche a trovare. Sono passati un po' di anni, Certo. era un ristorante che si chiamava La Fermata. Te eri ancora giovane, Io troppo. quindi ancora non so se facevi le scuole medie, No, andavo al mare a inferiori, nuotare. Io andavo al mare a quel tempo, al mare. non so di San Benedetto, San Benedetto del Tronto, quindi materia prima ottima. non manca, sì. Ecco. Dalla terra al mare. Questo è l'erede, quindi non Questo, so se sarà vero. questo signore è un ragazzo che ha lavorato da Bernard, quindi ha Quindi dalla Candida, il imprinting, ristorante stellato un'imprendita Michelin. della Candida, e quindi da lì poi quando abbiamo affrontato il progetto del Conte Rossini abbiamo inserito Edoardo come responsabile, quindi Edoardo Savino leggiamo qua. certo, Edoardo Savino, che è l'head chef del Conte Rossini, Per non dire resident. executive, per non dire È uno un sinonimo, executive quando c'è sinonimo. diciamo il capo Ecco. della ristorazione, perché poi si occupa anche, come hai potuto vedere, di una parte della sala, quindi controlla cosa succede anche dall'altro lato. Oggi il cuoco sempre di più si è spostato verso l'esterno, ha necessità di controllare come vengono serviti i suoi piatti. L'abbiamo verificato, E quindi- in effetti conosci i vini e quindi importante anche quello, non è astemio, insomma, proprio tanto per intenderci. Quindi bene, io Luciano Tona, devo dire, l'avevo perso un po' di vista, se ci vuole raccontare un po' dal ristorante alla fermata, sono pochi coperti. Eravamo 5 tavoli. Zona Berlusconi, come Esattamente, eravamo a 5 km da Arcore, a Casate Nuovo. Ecco, Casate Nuovo. 5 tavoli, una cucina un po' particolare per quell'epoca, Marchesiana? ma non proprio, marchesiana fino a un certo punto, nel senso nella logica della scomposizione del piatto e della ricostruzione di un piatto, di una preparazione. Il concetto di Marchesi penso che sia viaggiato in molte cucine d'Italia nel periodo a cavallo degli anni 80-90, quindi ha toccato sicuramente anche me. Poi ci sono state La Nouvelle Cuisine. la nuova cucina, e poi la collaborazione con Marchesi come consulenza, quindi c'è stato un rapporto anche abbastanza stretto che è confluito poi in Alma, quando nel 2002 è stato chiamato a essere il rettore di Alma. Lui ha chiamato me per essere il direttore. Chi è adesso il magnifico rettore? Il magnifico rettore non esiste Di più, Alma, non c'è più, c'è no. un comitato scientifico, non esiste più il rettore, finito Marchesi, finito il concetto del rettore, esiste un direttore che è Andrea Sinigallia, che ha collaborato con me agli inizi subito, e esiste un presidente di Alma che è Enzo Malanca. E diciamo che se vogliamo pensare che Marchesi abbia impostato un po' tutta la ristorazione italiana, attraverso Alma l'ha fatto molto bene. Il mio ristorante l'ho tenuto aperto fino al 2008 e facevo avanti e indietro tra Alma e consulenze e il ristorante, quindi molto di corsa. A un certo punto ho preso la decisione di seguire solo la formazione e ho quindi dedicato il mio tempo completamente ad Alma e a qualche consulenza fino al 2014, quando poi ho lasciato Alma e mi sono dedicato a altre cose che sono sempre nell'ambito della formazione, ma anche consulenze importanti, tipo quella di Porto Piccolo, di Chilometro 90 con Romani. Porto Piccolo siamo alle parti di Trieste. Porto Piccolo è Sistiana, poco prima di Trieste, e l'impostazione della ristorazione è stata fatta dal sottoscritto e da Maria Sole Capodanno, che è, perché c'è ancora, che è uno chef che ha lavorato alla fermata per un po' di tempo e quindi È passato anche da Venezia, no?
c'era un articolo dove si parlava che inizia da Capodanno, no? Era il Metropol, se non ricordo No, male. il Metropol no, era Veritti al Metropol, sempre un ragazzo che Ah. è venuto alla fermata, è stato beh. con noi C'era un po' di qualcosa, tempo, ecco. quindi c'è un collegamento. E Luca è ancora adesso lo chef del Metropol a Venezia. Quindi diciamo che nelle connessioni della vita ci siamo portati tutti un po' avanti e poi dopo quel passaggio sono andato a finire a gestire l'Accademia Bocuse d'Or, che gestisco ancora oggi insieme a Enrico Crippa, che ricopro il ruolo di direttore. Che l'anno che viene è quello del Bocuse, no? Che è il biennale. È che l'anno che viene è l'anno del Bocuse finale, che l'anno prossimo si svolgerà. L'anno dispari, no? L'anno dispari. L'anno prossimo si svolgerà l'1 e il 2 di giugno, concorso mondiale a Lione. L'Italia si è qualificata Posticipato per via del Covid, come è stata posticipata la selezione europea, quindi è tutto a scalare in automatico. E poi vediamo cosa succederà. Con Bernardo abbiamo iniziato 1 anno e mezzo fa, anzi sono 2 anni oggi, 2 anni giusti, a primi di novembre. Il 1° di novembre scadono i 2 anni, abbiamo iniziato questa collaborazione impostando questo ristorante con una indicazione verso l'hotellerie e proseguiamo, cercheremo come tutti fanno nei momenti di maggior crisi, è il momento di investire di più, quindi negli anni a venire siamo pronti a investire e portare avanti il progetto sia all'estero che in Italia, in modo da classificarlo e renderlo operativo con quella dimensione per cui è nato. Deve essere un luogo dove lo puoi trovare in diversi luoghi. È un luogo confidenziale, come tanti marchi della moda o della ristorazione, anche noi affrontiamo questo passaggio. Quindi il Conte Rossini si allargherà, nonostante chiaramente sia ritornato nelle zone del Conti Rossini, 2 stelle Michelin appunto di un tempo. Qui abbiamo piccoli Tona crescono, no? È uno dei vari che crescono, ci potrebbe dare appunto delle soddisfazioni. Queste sono le cose che appunto si faranno. Intanto chiaramente la fiammella è rimasta accesa, ecco, e quindi tra l'altro c'è una cosa di cui ci ha parlato Fournier, che è questo grande festival, in attesa poi della ristrutturazione o comunque dei piccoli ritocchi. In questo periodo che ci sarà, era già previsto, di ristrutturazione, questo abbiamo qualche mese ripensato il posizionamento, e quindi ci sarà un festival dedicato al foie gras e alle cose buone del periodo di Natale, quindi foie gras, ostiche, champagne e via dicendo, e questo diventa carne, pesce, mare e monti, e diventa un punto dove incontrare dei cibi buoni pronti per essere consumati a casa tua con i tuoi parenti. Questo per il Natale che sta arrivando, insomma, per le feste, periodo quindi non esclusivamente per il Natale, diciamo che nel periodo delle feste normalmente parte da Sant'Ambrogio, no? 8 di dicembre e si prolunga fino all'ultimo dell'anno, e quindi per tutti i giorni delle feste di quel mese. Bene, grazie qui da Campione d'Italia, qui di fianco al casino di Campione d'Italia. Momentaneamente, come si sa, appunto è chiuso, ma come dire, l'albergo è operativo e siamo di fronte a Lugano, siamo comunque in Svizzera, siamo con una zona tra l'altro bellissima da visitare e con delle ottime offerte, qui dal 5 Stelle, ex Meliá, comunque Grand Hotel Campione, che è veramente l'albergo appunto di questa enclave particolare della provincia di Como, in terra ticinese. Esattamente, un pezzo d'Italia interna al Ticino, dove il movimento nuovo che si è creato a partire da gennaio, un movimento di grande fermento, e noi siamo la prova di questo grande fermento.